Veneto a Roma per avere più vaccini. Zaia, se non arrivano entro martedì dobbiamo fermarci. Alle altre regioni dice non vogliono AstraZeneca, lo prendiamo noi. Contagi, l'Istituto Superiore di Sanità assegna al Veneto il rischio basso. L'83,2% del personale scolastico in Veneto ha ricevuto la prima dose, ma ora la campagna potrebbe subire dei rallentamenti. Esami di maturità quest'anno si potrà anche non essere ammessi. Trombosi e vaccini, tante paure, ma anche disinformazione. Lo studio del biochimico dell'Università di Padova De Filippis, il Covid causa molte più trombosi dei vaccini. Ieri sera a Vodo di Cadore il ristorante a Cielo Rosso ha deciso di riaprire in sicurezza nonostante la zona arancione. Non possiamo più permetterci di stare chiusi. 8 giorni di lutto nazionale nel Regno Unito per la morte del principe Filippo di Edimburgo. Per 73 anni al fianco della regina Elisabetta, nel 1961 la storica visita a Venezia. Hanno tagliato la rete, sono entrati in una pericolosa area delle cave di Vede Lago per tuffarsi e nuotare 17 giovanissimi bloccati dai carabinieri. È iniziato a San Giorgio delle Pertiche l'addestramento del prossimo agente antidroga a 4 zampe che prenderà servizio nel Padovano, un progetto reso possibile dal volontariato. Ben ritrovati, buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Partiamo con i dati sui vaccini. Nonostante i contagi in questa fase siano buoni, l'Istituto Superiore di Sanità ha assegnato alla Regione Veneto il rischio basso. Purtroppo continuano a mancare i vaccini e così il presidente Luca Zaia ha telefonato al generale Figliuolo. Questa mattina ho chiamato il generale Figliuolo e ho chiesto che ci diano vaccini. Siamo troppo forti nelle vaccinazioni rispetto alle forniture. Alla fine, dopo settimane di annunci, la chiamata è partita direttamente al generale Figliuolo. Il Veneto attende per martedì 13.000 dosi di AstraZeneca, 14.000 con punto di domanda di Johnson & Johnson, 126.300 Pfizer. Ma non bastano per una media vaccinale che in regione si è attestata alle 30.000 inoculazioni al giorno, ma che potrebbe arrivare fino alle 50.000, 100.000 con i medici di base e le aziende. Voi capite che noi riusciamo veramente in un mese e mezzo, 2 mesi a fare tutti i veneti. Se poi ci tolgo anche tutti quelli che ho già vaccinato, un mese e mezzo ci stiamo dentro. Dico che tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati, non c'è una zona che deve essere vaccinata prima e una zona dopo. Tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati. Non abbiamo avuto grandi abbandoni sulle vaccinazioni. Tanto da averne fatta espressa richiesta ai colleghi delle altre regioni. Io ho anche detto in riunione, se non vogliono AstraZeneca dalle vostre parti, noi ce lo prendiamo. Sulle vaccinazioni ci stiamo giocando tutto. E spero che il governo, se non continua con queste forniture dei vaccini, si decida di liberarsi le mani e andarsene a comprare. Io non so più cosa dire, cioè guardate che sono come il pane. I vaccini promessi devono arrivare martedì. Johnson è atteso per sabato, altrimenti si ferma tutto. Intanto i dati sui contagi sono buoni, meno ricoveri e meno contagi. Il dato positivo viene fuori qui, ricoverati meno 74. 2194. E lo conferma anche il governo. L'Istituto Superiore di Sanità ha assegnato nel consueto monitoraggio del venerdì al Veneto il rischio basso. La copertura vaccinale resta una delle più buone d'Italia. Alla prima dose hanno avuto accesso il 79% degli over 80, il 35% invece ha completato il ciclo vaccinale. Disabili 22%, 26% con seconda dose. Giustifica così invece Zaia l'ampia platea dei vaccinati in Veneto sotto i 60 anni per rispondere indirettamente alle parole di ieri sera del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Intanto c'è da dire una roba, che noi abbiamo avuto più di un mese AstraZeneca, che è entrato in funzione a febbraio, autorizzato sugli under 55. Dopo è stato autorizzato per gli under 65, cioè quindi è inutile che vieni qua a dirmi c'è un pullman di cinquantenni vaccinato. Sì, si potevano vaccinare solo quelli con AstraZeneca. Personale scolastico, l'83,2% ha già ricevuto la prima dose del vaccino, ma la campagna potrebbe subire dei rallentamenti. La campagna vaccinale per il corpo docente e il personale scolastico fino ad ora proseguita con numeri importanti potrebbe subire un rallentamento. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente Zaia a causa della mancanza di vaccini e delle nuove direttive sulla somministrazione di AstraZeneca. 79.164 prime dosi, diciamo così, quindi siamo all'83,2% degli aventi diritto del personale scolastico, quindi un dato assolutamente
positivo. È chiarito che chi ha avuto somministrata la prima dose con AstraZeneca anche per la seconda dose sarà riguardato da AstraZeneca. All'appello manca quel 17% che ancora non ha ricevuto la prima dose e che potrebbe dover attendere più del previsto. In Veneto non si è verificato il fenomeno registrato in altre regioni. Il numero dei docenti che hanno rifiutato il siero AstraZeneca è esiguo. Sul fronte scuola, da ieri è attiva la pagina web dedicata agli esami di fine anno con la rubrica social Mi risponde. Confermato un unico colloquio orale anche quest'anno con elaborato. Ciò che cambia però è che si potrà anche non essere ammessi. È possibile l'ammissione su voto motivato del consiglio di classe con una sola insufficienza. Quindi si è tornati, per quanto attiene all'ammissione, quindi non allo svolgimento dell'esame, alle regole ordinarie, per cui ci potrebbe essere una piccola parte di studenti, ma piccolissima come tutti gli anni, che non viene ammessa all'esame. Trombosi e vaccini, tanta paura ma anche tanta disinformazione. Facciamo chiarezza con l'Università di Padova che ha pubblicato uno studio che illustra un protocollo per capire quali sono i meccanismi con cui la trombosi si verifica. Il complesso dell'acido acetilsalicilico con queste proteine del sangue può essere riconosciuto dal sistema immunitario come estraneo e quindi il sistema immunitario può scatenare una risposta immunitaria che può anche essere fatale. Non stiamo parlando di vaccino AstraZeneca, ma dell'assunzione di una semplice aspirina, acido acetilsalicidico, che in rarissimi casi può causare, per la risposta immunitaria del corpo, reazioni anafilattiche. A parlare è il professor De Filippis, ordinario di biochimica all'Università di Padova, che ha firmato insieme a 2 colleghi uno studio già pubblicato sulla rivista Nature Communication, relativo ad un protocollo sperimentale per capire il meccanismo di funzionamento delle trombosi. Si calcola che a livello globale tra gli adulti una morte su 4 è purtroppo dovuta a fenomeni trombotici. Una patologia a sé stante, la trombosi, ma anche una comorbidità che si associa a malattie come il diabete, l'artrite reumatoide, le malattie oncologiche, le infezioni batteriche e virali, ma che è causata anche e soprattutto dal Covid. Lo stesso Covid-19 ha una grossa complicazione di tipo trombotico ed è stato dimostrato. Un decesso causato proprio da complicazioni trombotiche. Sono queste che di fatto portano il paziente alla morte. Lo studio al quale stanno lavorando Università di Padova e Policlinico di Zurigo permetterà di intercettare un giorno attraverso un semplice esame del sangue anomalie nel funzionamento delle proteasi, principale causa di tante malattie. Andiamo nel Vicentino, campagna vaccinale anti-Covid. I carabinieri aiutano gli anziani per effettuare la prenotazione. Guardate. Da oggi sarà possibile potersi recare presso i presidi del territorio, quindi le stazioni e le tenenze della provincia di Vicenza, per poter ricevere un supporto per effettuare la prenotazione online sui portali della ASL, della 8 e della 7 e quindi ovviamente dare un contributo fattivo a questa campagna di vaccinazione in corso. Un click di solidarietà è la campagna di assistenza rivolta agli ultrasettantenni in difficoltà ad usare computer e cellulari per prenotare la vaccinazione anti-Covid sul portale delle ULSS di competenza. I carabinieri presenti nei 40 presidi vicentini sono a disposizione per aiutare gli anziani nella compilazione telematica della prenotazione. È sufficiente telefonare al 112 e prendere appuntamento nella caserma più vicina. In caso di impossibilità a muoversi, saranno eccezionalmente militari a recarsi nelle abitazioni. È la seconda volta che i carabinieri vengono mobilitati per assistere gli anziani in difficoltà per la pandemia. Lo scorso anno si erano resi disponibili per il ritiro della pensione. Sì, questo è un secondo esempio di vicinanza e di sostegno nel concetto di polizia di prossimità e di supporto alla cittadinanza. È un'ulteriore dimostrazione di vicinanza e di sostegno per la popolazione e per le fasce deboli. Nel veneziano decreto legge sostegni, in Veneto quasi 23.000 gli assegni a lavoratori stagionali e precari erogati. Vediamo.
Sono 22.769 i lavoratori stagionali in Veneto cui l'INPS ha erogato l'indennità prevista dal decreto sostegni, 2.400 euro ciascuno. Lo riferisce l'INPS del Veneto, precisando che le somme sono già state pagate. È una misura destinata a chi aveva già beneficiato dell'indennità prevista dal decreto ristori e a chi possiede i requisiti. Dunque gli stagionali, i lavoratori in somministrazione e quelli a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, gli intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo. Un risultato importante e significativo, ha commentato la direzione veneta dell'ente previdenziale, in un periodo in cui permane la forte criticità determinata dal perdurare degli effetti della pandemia nel contesto economico e sociale, ed è necessario operare con tempestività per dare concretezza agli interventi individuati dal legislatore per sostenere lavoratori e aziende. L'INPS ricorda anche che, oltre a questo, rimane la possibilità fino al 30 aprile di presentare domanda da parte di coloro che possono essere potenziali destinatari delle indennità Covid-19 previste dal decreto sostegni. Turismo, assicurazione e Covid per venire a trascorrere le vacanze nella nostra regione. Sentiamo che cosa ne pensano gli albergatori iesolani. Come Grecia e Spagna, anche il Veneto sta pensando a un'assicurazione Covid per i turisti che vogliono trascorrere le vacanze nella nostra regione. Ma prima di questo serve altro, sottolinea il presidente degli albergatori iesolani. Comunicare sicurezza e tranquillità agli ospiti senz'altro può far bene. In questo momento mi sento di dire che più che assicurazioni abbiamo bisogno di rassicurazioni come comparto, rassicurazioni in particolare per esempio per quanto riguarda il piano vaccinale dei nostri collaboratori, del nostro settore, che diventa secondo me la prima fonte di assicurazione per i nostri ospiti da riuscire a comunicare in tempi brevi per poter conquistare la loro fiducia. Da un anno gli albergatori, che da subito si sono organizzati per garantire dei soggiorni in tutta sicurezza, chiedono maggiori aiuti perché il settore è stato fortemente penalizzato. Abbiamo bisogno di garantire la liquidità, i finanziamenti, garantire il mantenimento di quel congelamento che dicevo prima per le aziende a medio e lungo termine, perché i 5 anni di ammortamenti, di finanziamenti sono poca cosa per aziende che hanno bisogno di guardare al futuro con maggior serenità, e investire in programmazione soprattutto del rilancio del comparto del turismo, che necessariamente in questa fase si riassetterà a livello globale su delle logiche e delle dinamiche certamente diverse da quelle a cui eravamo abituati prima. Dal mare alla montagna andiamo a Vodo di Cadore, aperti per non morire, la prima sera di apertura del ristorante Acero Rosso. Un'emozione pazzesca. Stavo discutendo con mia moglie se pensate che questo locale è dal 10 di ottobre che ha le luci spente la sera. Questa sera abbiamo acceso le luci per la prima volta, dal 10 ottobre 2020. E così, mentre nel municipio di Vodo il Consiglio Comunale discuteva proprio della situazione del comparto, all'Acero Rosso, prima in provincia di Belluno, ferme restando tutte le normative anti-Covid, venivano riaperti i battenti del locale. Abbiamo dovuto per forza arrivare al punto di dire non ce la facciamo più e dobbiamo per necessità e per forza di cose aprire le porte al ristorante, assumendoci, cercando tramite l'associazione capitanata da Paolo Bianchini, da Cristiano, dal mio, tutti quanti hanno dato supporto legale, morale, perché sento più Cristiano che mia moglie. O riapriamo o ci fanno riaprire, non ci sono alternative. Visto che la gente non vuole andare a rubare, giustamente Aldo ha deciso di iniziare a lavorare. Speriamo che questa apertura arrivi anche dal governo e che possiamo farlo tutti, perché ci sono attività, come hai visto in giro ci sono pochissime attività aperte. Dovremmo riaprire tutti, perché lavorare è una necessità. Quando ci fu la giornata Io Apro, nessuno vi aderì nel bellunese. Ora l'Acero Rosso ha fatto da apripista e già altri locali stanno decidendo di fare altrettanto. Non lavorare per loro non è più possibile, anche perché di ristori non ce ne sono stati. Io ho chiuso il 10 ottobre e non ho visto un centesimo. Cambiamo decisamente argomento. Lutto nel Regno Unito per la morte del principe Filippo. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricordato la sua visita proprio nel veneziano con la regina Elisabetta.
Il principe Filippo e la regina si fermarono a Venezia in visita ufficiale nella primavera del 1961 durante il loro viaggio in Italia. Con queste immagini nel suo tweet il sindaco Brugnaro rende omaggio al principe duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta d'Inghilterra, scomparso all'età di 99 anni. Da tempo aveva problemi di salute, nelle ultime settimane era stato ricoverato per complicazioni cardiache. Nell'archivio della locanda Cipriani si trovano alcune foto della coppia reale a Torcello, poco dopo il pranzo all'uscita del locale e davanti alla basilica. Un secondo viaggio fu nel 1984, un terzo a distanza di circa 20 anni, quando furono ospitati dal presidente Ciampi. Non si esclude però che il principe possa essere tornato, anche dopo la visita a Primiero nel 1996. In quell'occasione accettò l'invito del comitato organizzatore del premio internazionale Luigi Negrelli. Il principe Filippo atterrò all'aeroporto di Treviso, salì a Primiero dove alloggiò all'hotel Iris Park per poi incontrare le autorità. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Nel Regno Unito sono stati decretati 8 giorni di lutto. Ancora poche le informazioni sui funerali. Torniamo in montagna, circa 2000 metri quadrati di sottobosco in fiamme. Siamo a Pozzale di Cadore, in azione l'elicottero della regione con le squadre antincendio boschivo, il gruppo di protezione civile Antelao. Le fiamme in costa sono spinte dal vento che da un paio di giorni non dà tregua alla montagna bellunese. Le operazioni sono seguite dalla sede della protezione civile regionale e coordinate dall'assessore Giampaolo Bottacci. Rogo in una palazzina ad Agna, siamo nel Padovano, sono andati distrutti 4 appartamenti. Un incendio è divampato nella notte scorsa in una palazzina in via Melato ad Agna. Le fiamme si sono propagate in un porticato di un condominio di 4 appartamenti. Una persona è rimasta ustionata ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. I vigili del fuoco sono arrivati con 2 autopompe e un'autoscala e in poche ore hanno circoscritto le fiamme che però hanno danneggiato in modo serio i 2 appartamenti al piano terra. I residenti degli alloggi al primo piano sono rimasti bloccati all'interno delle loro case e hanno raggiunto l'esterno solo dopo che le fiamme si sono abbassate e il fumo si è diradato. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Ancora una rapina in farmacia a Padova. A mezzogiorno è toccato alla farmacia comunale Alla Pace. Siamo in via Carezzonico. È entrato in azione a mezzogiorno, cappuccia in testa, occhiali scuri, volto coperto. Il rapinatore solitario ha colpito la farmacia comunale Alla Pace di via Rezzonico a Padova. Un modus operandi consolidato, armato di un coltellino. Il malvivente ha intimato alla farmacista presente di consegnare tutto l'incasso, 100 euro in contanti, poi è fuggito in bici facendo perdere le sue tracce. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non si tratta del primo colpo in città, dove il malvivente è tornato in azione dopo una breve pausa. Ancora la cronaca, però questa volta siamo nel Trevigiano. Hanno tagliato la rete e sono entrati in una pericolosa area. Siamo alle cave di Vedelago. Alcuni minorenni giovanissimi sono stati bloccati dai carabinieri. Sfidare il fato in modo assurdo, rischiando la vita per una bravata. Tuffarsi in acque proibite, profonde, gelide e potenzialmente letali, proprio dove in passato altri ragazzi non sono più risaliti. L'ultima tragedia nel giugno del 2017, quando il fondo del lago era diventato la trappola mortale per un sedicenne. Tra marzo e aprile scorsi più di un blitz di alcuni giovanissimi a Vedelago, obiettivo le cave della zona e il lago artificiale. In barba ai rischi, ma anche alla zona rossa. Troppi tuffi e nuotate per non insospettire alcuni residenti che hanno allertato i carabinieri. 2 ragazzi in particolare di 19-18 anni avevano tagliato la rete perimetrale della cava per poter entrare e darsi ai tuffi, seguiti da un nutrito gruppo di amici. Sono stati identificati all'interno delle cave 17 giovani del posto, 15 dei quali minorenni, e nei confronti dei quali si è anche proceduto amministrativamente per le violazioni in materia di circolazione durante la zona rossa. I 2 ideatori della bravata sono stati denunciati per danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui, oltre alle sanzioni per la violazione delle norme anti-Covid, così come gli altri 15 ragazzini. L'appello dei carabinieri ai giovani, perché stavolta il dramma è stato evitato, ma potrebbe non accadere di nuovo in futuro. Evitare simili condotte che, oltre a rappresentare illeciti di natura penale e amministrativa, comportano anche gravi, pericolosissimi rischi per coloro i quali si tuffano all'interno di queste acque molto profonde e di bassissime temperature. Attendiamoci molta pioggia in questo weekend, lo conferma il generale Giancarlo Iannicelli.
Su di noi si va esaurendo l'azione dell'anticiclone, il sistema perturbato che scende verso di noi si porta proprio sulle nostre zone, anche oltre che al resto del settentrione, apporta precipitazioni abbondanti che, se vogliamo quantificarle, saranno pari a quelle che normalmente si hanno in tutto il mese. E quindi le piogge saranno più continue che abbondanti. Quindi prevediamo per domani sabato ancora inizialmente per gran parte della giornata cielo poco nuvoloso, sereno. Per quanto riguarda poi la serata, ecco che c'è il cedimento totale dell'alta pressione e quindi avremo un peggioramento, un aumento della copertura del cielo, e poi purtroppo domenica avremo piogge diffuse e persistenti per tutta la giornata, ma le piogge saranno persistenti anche per lunedì e martedì. Poi da mercoledì comincerà la situazione a migliorare e quindi avremo in prevalenza un cielo poco nuvoloso. E con questa situazione i venti sono deboli dai quadranti meridionali. Ecco le temperature, abbiamo avuto un abbassamento negli ultimi giorni, ma questo ci sta nella prima decade di aprile. Ora le minime tendono a crescere, 4-5 gradi, e le massime ancora per sabato 16-17 gradi. Poi cosa succederà? Le notti coperte, quindi ci sarà l'effetto serra, quindi le minime schizzano verso l'alto e si porteranno 10-11 gradi. Poi però durante il giorno il cielo rimane coperto, il sole non riesce a scaldare più di tanto e quindi le massime non vanno oltre i 14-15 gradi, anzi forse anche meno. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Andiamo in Alta Padovana, San Giorgio delle Pertiche ha iniziato l'addestramento del prossimo agente antidroga a quattro zampe che prenderà servizio in un comune del Padovano. Il progetto è stato reso possibile grazie al volontariato. Argo, un quattro zampe razza Malinois, presto diventerà agente antidroga della polizia locale di Limena. Bello e sveglio prenderà servizio alla fine del 2022, quando avrà completato l'addestramento e avrà il suo bel da fare. Un aumento di consumo di sostanze stupefacenti. Da cosa lo notiamo noi? Noi lo notiamo nei servizi sociali con le richieste di aiuto che arrivano. Le persone si sono rifugiate nella droga per sfuggire a queste frustrazioni, a questo stress appunto da lockdown. Purtroppo c'è chi ne ha approfittato. Argo si sta preparando a diventare ausiliario antidroga e nella ricerca di persone scomparse nel campo di addestramento di San Giorgio delle Pertiche della locale associazione Cinofili Vigili del Fuoco in congedo, che dal 2012 è una eccellenza per il paese dell'Alta. Sappiamo benissimo che un cane dall'inizio della sua vita gioca e morirà giocando, sì che noi utilizziamo questa metodologia gioco come gratifica, sempre. Senta, Argo non è esattamente un cane da compagnia. Allora, Argo è un cane da compagnia che può essere benissimo da compagnia ma che ha bisogno di lavorare. Il progetto di formazione di Argo è interamente finanziato dai Rotary Club di Padova, Eugania e Campo San Piero. Nessuna spesa per i comuni di Limena e San Giorgio. San Giorgio delle Pertiche è fortunatamente la sede di un'associazione meravigliosa, si chiamano Cinofili San Giorgio e si occupano appunto della formazione di cani di unità cinofile da soccorso e in questo caso anche per la ricerca sostanze stupefacenti. Il progetto prevede pure la visita del quattro zampe ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle informazioni e tutte le notizie che arrivano dal Veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Cede la pressione atmosferica, si avvicina una perturbazione da nord-ovest. La giornata di sabato 10 aprile sarà ancora tutto sommato stabile, ma la situazione sarà presto destinata a peggiorare. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento al mattino, con il passare delle ore nuvolosità in aumento fino ad avere un cielo coperto. In serata e soprattutto durante la notte piogge via via più diffuse e localmente anche moderate, venti gradualmente più tesi dai quadranti orientali. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra i 12 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente sarà più soleggiato, col passare delle ore più nubi e in serata precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-15 gradi.
Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, bel tempo ma cielo più nuvoloso dal pomeriggio, rovesci nella notte. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime infine sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.